Che sia la volta buona? Dovrebbero iniziare i lavori di riqualificazione stradale della Pontebana alle porte di Udine, con lo scavo del nuovo sottopasso lungo la linea ferroviaria per Mestre che manderà, una volta ultimati, in pensione il passaggio a livello di Santa Caterina, operativo dal 1860. Dopo 76 anni di tira e molla, tra infinite risme di carta vidimate da altrettante marche da bollo, i lavori sembrano avviati in positivo. Da alcune settimane è iniziata l'opera di bonifica e picchettaggio per l'avvio della costruzione dell'importante opera viaria che eliminerà un collo di bottiglia, uscito indenne da una guerra d'indipendenza, 2 conflitti mondiali e 3 passaggi istituzionali nazionali. Un'opera attesa che finalmente inizia. Per ridurre al minimo il disagio degli automobilisti, anche durante il cantiere non sarà interrotto il transito dei mezzi su strada. I 100 treni che ogni giorno sfrecciano davanti alle barriere di Santa Caterina continueranno a passare regolarmente, anche se a velocità ridotta, per tutta la durata dei lavori che dovranno essere completati in 420 giorni. Ci vorrà ancora del tempo prima del taglio ufficiale del nastro con rinfresco, ma almeno qualcosa si muove in positivo, visti i tempi.